Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Questa felice ricorrenza ci ritrova a celebrare l'Eucaristia nella memoria della Madonna invocata come Madonna della Salute. Ci unisce la fede, ci unisce anche quella devozione che abbiamo per Maria, mamma di Gesù, ma ben ne possiamo dire anche mamma nostra, che ci accompagna sempre e comunque a incontrare suo Figlio Gesù Cristo. Noi lo vogliamo fare con questa Eucaristia in modo particolare, ascoltando la sua parola, chiedendo anche di cui abbiamo bisogno, tutte le cose, in modo particolare la salute, ma non solo quello del corpo, e far sì che ancora una volta suo Figlio Gesù ci doni il perdono, quel perdono che il Padre sempre non nega a nessuno. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Guarda, Signore, il tuo popolo riunito nel ricordo della Beata Vergine Maria. Fa che per sua intercessione partecipi alla pienezza della tua grazia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Zaccaria. Rallegrati, esulta figlia di Sion, perché ecco io vengo ad abitare in mezzo a te. Oracolo del Signore. Nazioni numerose aderiranno in quel giorno al Signore e diverranno suo popolo, ed egli dimorerà in mezzo a te, e tu saprai che il Signore degli eserciti mi ha inviato a te. Il Signore si terrà a Giuda come eredità nella terra santa, ed eleggerà di nuovo Gerusalemme. Taccia ogni mortale davanti al Signore, poiché egli si è destato dalla sua santa dimora. Parola di Dio. Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore. Il mio cuore esulta nel Signore, la mia forza si innalza grazie al mio Dio. Si apre la mia bocca contro i miei nemici, poiché io gioisco per la tua salvezza. Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore. L'arco dei forti si è spezzato, ma i deboli si sono rivestiti di vigore. I sazi si sono venduti per un pane, hanno smesso di farlo gli affamati.
La sterile ha partorito 7 volte e la ricca di figli è sfiorita. Il mio cuore esulta nel Signore mio Salvatore. Il Signore fa morire e fa vivere, scendere agli inferi e risalire. Il Signore rende povero ed arricchisce, abbassa ed esalta. Il mio cuore esulta nel Signore mio Salvatore. Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farli sedere con i nobili ed assegnare loro un trono di gloria. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli, che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a Lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelti? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come sta scritto, per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Parola di Dio. Alleluia! 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 Beata la Vergine Maria, custodiva la parola del Dio, meditandola nel suo cuore. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre Gesù parlava ancora alla folla, ecco sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e cercavano di parlargli. Qualcuno gli disse: ecco tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di parlarti. Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, disse: chi è mia madre e chi sono miei fratelli? Poi, tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: ecco mia madre e i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del Padre mio, che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre. Parola del Signore. Anno dopo anno ci troviamo a celebrare questa ricorrenza. La tradizione, si dice, che ci propone ogni volta, ogni anno, questo momento. Ma credo che siamo qui non è solo per rispetto di una tradizione fatta dagli uomini, ma per trovare qualcosa di più di una tradizione. E in modo particolare oggi siamo qui per celebrare Maria, a rinnovare quella devozione che abbiamo verso la Madre di Gesù, che ci ha donato colui che ci ricorda bene San Paolo nella seconda lettura,
che è il vincitore di tutto. Chi ci può separare dall'amore di Dio? E il lungo elenco che San Paolo fa, che sono anche le cose che ci mettono alla prova, la morte, la sofferenza, i patimenti, le giustizie, tutto quello che ci mette alla prova, sì, e ci fa anche separare tra di noi, magari, anche da Dio. Ma San Paolo ci dice che nessuno ci può separare, perché Dio ha dato la vita, perché ogni momento della vita noi possiamo avere sempre e comunque la vicinanza, l'amore di Dio. E tutto questo, sappiamo bene, è frutto di Maria che ha reso possibile quella incarnazione che sempre celebriamo, che oggi invochiamo in modo particolare Madonna della Salute. 3 anni fa questa chiesa era chiusa, 2 anni fa poco si praticava ancora. E ormai sembra che sia lontano nel tempo. Pensate a tutte le parole che sono state dette in quel tempo. Pensate, i buoni propositi fatti, ormai anche dimenticati. Ecco, quella prova, perché questa festa è nata da un'altra prova della famosa peste lontana nel tempo, e quello che abbiamo vissuto possiamo ben dire che era una peste, anche con un nome diverso, con una intensità diversa, grazie anche alla medicina, per fortuna. E quella prova ci ha provati, al di là del gioco delle parole. Quante volte si diceva non usciremo uguali a prima. Questo è il momento veramente in cui dobbiamo capire certe cose. Abbiamo capito? Tante volte mi viene a dubitare seriamente. Sì, perché come è così facile quando siamo provati a fare buoni propositi, così è facile quando la prova è superata a dimenticarli. Succede un po' in tutti gli aspetti della vita, non solo nella malattia, anche negli altri avvenimenti che ci mettono un po' alla prova. Quante volte abbiamo chiesto l'intercessione di Maria, la guarigione magari di una persona cara? Quante volte abbiamo invocato la protezione? Fa che mia mamma anziana, mio papà anziano, mio marito, mia moglie con questa patologia e via dicendo non prenda il Covid. Quante volte abbiamo lodato i dottori, gli infermieri, tutto il personale che ha fatto un servizio eroico. Ebbene, quelli che abbiamo detto eroi 3 anni fa, ora sentiamo come sono trattati. È una piccola parentesi che si ripete in diversi aspetti della vita. Dobbiamo fare memoria, come facciamo memoria di Maria da tanti anni, ma con questa ricorrenza, dobbiamo fare memoria anche del recente passato, perché non sia inutile tutti quelli che sono morti. Abbiamo assistito anche a quel femminicidio, l'ultimo di una serie. Quante volte sono state dette dobbiamo prendere provvedimenti, dobbiamo qua, dobbiamo su, dobbiamo giù. Passerà anche questa, mi viene a dire purtroppo, fino alla prossima purtroppo. Il cammino di conversione è lungo e difficile, ma chiede anche la nostra responsabilità, chiede anche la nostra partecipazione. E oggi mi sentirei di dire che chiediamo a Maria non tanto chissà cosa, ma anche e soprattutto la nostra capacità di essere fedeli negli impegni che ci assumiamo, responsabili di fronte agli avvenimenti della vita. Ognuno faccia la propria parte, non aspetti che siano sempre gli altri a fare. Allora eleviamo proprio questa preghiera al Signore, chiedendo l'intercessione di Maria. La salute del corpo è importantissima, ma tante volte non è sufficiente.
Oggi più che mai dovremmo trovare anche la forza di chiedere salute dalle guerre. Disastro. Un disastro. Cosa serve essere in piena salute e sotto le bombe? Meglio essere senza le bombe e poi si provvede. Anche qui, tutti i bei propositi dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo ogni guerra. Dove vanno a finire questi buoni propositi? Si perdono. Perché? Le risposte le sappiamo. Eppure si ripetono e si ripeteranno. Io dico sempre, non so come certa gente possa dormire sonni tranquilli. Io spero che almeno non dormano sonni tranquilli, almeno quello. Ecco la Beata Vergine Maria che ci aiuti a far cosa? A fare quello che lei ha fatto, essere capaci di amare, di donare, di accogliere la volontà del Padre, di impegnarsi affinché questo nostro mondo sia un mondo di fratelli, non di lupi, di fratelli. E guardate che questo proposito lo dobbiamo, ripeto, pensare sempre per gli altri. Iniziamo da noi, che magari non siamo tanto fratelli tra di noi. E ovviamente non mi riferisco solo al fatto di consanguineità. Iniziamo a cambiare i nostri rapporti, il nostro stare insieme, il nostro volersi bene, il superare i conflitti inevitabili della vita. Iniziamo a soccorrerci, a starci vicino, a consolarci, a darci forza, speranza. Tutto questo è possibile se abbiamo anche e soprattutto una fede nel Signore, una fede che Maria con la sua testimonianza ha portato in modo particolare in mezzo a noi. L'esempio di Maria è stata una donna del silenzio che ha accolto la volontà del Padre, l'ha fatta in pienezza, passando attraverso la tragicità della vita di suo figlio. Anche oggi ci sono tanti figli così. Ecco allora usciamo da questa Santa Messa con speranza, con fiducia, con forza, perché ci sentiamo ancora una volta a rinnovare la nostra fede in Dio, la nostra fiducia in Maria, a non abbatterci di fronte a quello che la vita tante volte ci presenta e che non è certo sempre tutto rose e fiori, a avere fiducia, non solo in noi stessi, ma anche negli altri e in Dio. Quella fiducia che Maria ebbe, quella fede profonda che lei ha sempre avuto. E se siamo qui è semplicemente perché Maria è stata così. Se Maria avesse detto di no, ecco, ripensiamo magari anche ai nostri no per dare spazio a tanti piccoli e grandi sì, e il mondo sarà sicuramente più bello, più promettente. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato nella stessa sostanza del Padre.
Per mezzo di lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio ha adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Rivolgiamo fiduciosi la nostra preghiera a Dio Padre, che ha promesso di abitare nei cuori di quanti, come Maria, custodiscono la sua parola. E ripetiamo insieme, diciamo: donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Ti preghiamo per i pastori della Chiesa, perché formati alla scuola di Maria, Regina degli Apostoli, siano fedeli messaggeri della tua parola e dispensatori instancabili della tua consolazione. Preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Ti preghiamo per i popoli lacerati dalla guerra e dalle calamità, perché ogni uomo creda che la pace inizia con la conversione del cuore, per passare dall'egoismo alla generosità e dalla violenza al rispetto del prossimo. Preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Ti preghiamo per tutti i cristiani, in particolare per le persone consacrate, perché trovando in Maria la sorgente della pura gioia, vivano in maniera sempre più autentica la propria vocazione, dando al mondo testimonianza di fedeltà. Preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Ti preghiamo per gli ammalati, perché in Maria trovino aiuto e conforto nel portare la croce della sofferenza, senza venir meno nella speranza. Preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Ti preghiamo per noi qui riuniti, perché custodendo la parola che abbiamo ascoltato, diventiamo fedeli servi e testimoni del tuo regno. Preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. O Dio, fortifica in noi il desiderio del bene, sostienici nella speranza, rafforzaci nella carità per intercessione di Maria, che ci precede nella peregrinazione della fede, per Cristo nostro Signore. Amen. Guarda questa offerta, guarda noi, Signore, tutto noi t'offriamo per unirci a te. Benedetto sei tu, Signore, verso tu. Nella tua Presentiamo a te perché diventi per noi il cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome,
Guarda con bontà, o Signore, le offerte che ti presentiamo, nel ricordo di Maria Vergine e Madre, e in segno di paterno gradimento donaci l'aiuto della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere, fonte di salvezza, renderti grazie, o Padre, e magnificare il tuo amore per noi, in questa memoria della Beata Vergine Maria, salute degli infermi. Partecipe in modo singolare del mistero del dolore, risplende come segno di salvezza e di speranza a quanti nell'infermità invocano il suo patrocinio. E tutti i sofferenti che guardano a lei offre il modello di perfetta adesione al tuo volere e di piena conformità al Cristo che nel suo immenso amore per noi ha portato le nostre debolezze e si è caricato dei nostri dolori. Per mezzo di lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscono le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti.
ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E obbedienti alla parola del Salvatore, formati sul divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, Abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Dove
nell'amore di colui che ci ha salvati, rinnovati dallo Spirito del Padre, tutti uniti sentiamoci fratelli, e la gioia infondiamo sulla terra, dove carità e amore, qui sei Dio. Preghiamo. O Dio, il sacramento del corpo e sangue del tuo unico Figlio, che abbiamo ricevuto con gioia nel devoto ricordo della Beata Vergine della Salute, ci sostenga nel cammino della vita presente e ci guidi alla felicità eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Prima della solenne benedizione invochiamo l'intercessione della Madonna con la preghiera a lei dedicata. O Maria, Madonna della Salute, ti veneriamo nel mistero della tua presentazione al Tempio, quando ti consacrasti totalmente a Dio per un grande disegno di salvezza. Tu hai accolto la volontà di Dio quando nell'Annunciazione hai risposto sì alla divina chiamata. Tu hai accettato il piano di Dio anche ai piedi della croce del tuo Figlio. Aiuta anche noi ad accettare il progetto di Dio sulla nostra vita, anche se comprende la croce. A te che sei Madre amorevole, presentiamo le nostre malattie e sofferenze. Vogliamo offrire i nostri dolori per il bene della Chiesa, per le vocazioni e per la salvezza di tutti. Affidiamo alla tua bontà tutti i malati, soprattutto quanti stanno peggio di noi. Allontana da noi i mali del corpo e dello spirito. Dona sollievo a quanti soffrono e accompagnici tutti in paradiso. Il Signore sia con voi. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine, ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A tutti voi che celebrate con fede la festa della Madonna della Salute, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Immacolata Vergine bella, di nostra vita, tu sei la stella, fra le tempeste, de guida il cuore.
siam peccatori,